I conti della Girgenti Acque, lo stato di salute della società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento emergono dal documento finanziario per l'anno 2015, approvato la scorsa estate e consegnato alla Camera di Commercio di recente. 100 pagine tra numeri, relazioni e anche recriminazioni. La società ha certificato una perdita di esercizio di 309.694 euro ed entrate per il servizio presentato per 36.606.320 euro. Pochi a loro dire, i ricavi ottenuti nell'esercizio non sono stati sufficienti alla realizzazione dell'ulteriore margine previsto per i nuovi investimenti. Sì, perché al monte di tutto c'è, secondo la società, l'errato calcolo delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 da parte del lato idrico, provvedimenti impugnati perché i criteri applicati per la determinazione della tariffa fanno riferimento alla struttura dei costi dell'esercizio 2011, un esercizio che non può essere considerato in alcun modo per le note difficoltà in cui operava la società. La Girgenti Acque all'epoca era infatti in fase di start-up. La parte più corposa della relazione del bilancio riguarda la situazione sulle quali si pronunceranno le corti, una parte delle quali riguardano a loro volta corposi crediti vantati dal privato. Se vi è attualmente un ricorso al TAR proposto dalla Girgenti Acque per 74.311.089 euro contro lato idrico per anomalie, omissioni e inadempimenti da parte del lato nella gestione dell'affidamento del servizio idrico integrato, oggetto di un'offerta di gara, la società sta tentando attraverso le corti di recuperare un credito di 5,1 milioni di euro dalla Voltano e di 12,9 milioni di euro verso tre sorgenti, che però viene in qualche modo stemperato dal debito di Girgenti Acque verso il consorzio, che è superiore. Tutto però è oggetto di contenziosi pendenti nei quali la Girgenti Acque ritiene di poter ottenere sentenze assolutamente favorevoli che potrebbero annullare la situazione debitoria. Sì, perché contemporaneamente la Girgenti Acque sta tentando di ottenere il pagamento di un decreto ingiuntivo da 6.923.600 euro nei confronti di tre sorgenti. A questo si aggiunge una causa con Voltano per le utenze ex EAS e non assegnate al privato dal consorzio di comuni. È un ricorso da parte della Voltano che dal canto suo ha fatto causa a Girgenti Acque per contestare l'assoluta inaffidabilità delle metodologie di misure dei consumi e delle forniture di acqua utilizzate al fine di non dover pagare una fattura da 2.539.185 euro. In ultimo va considerato un decreto ingiuntivo di EAS che Girgenti Acque ha impugnato contro il pagamento di quasi 5 milioni di euro. Sempre in tema di fondi da recuperare ci sono poi le bollette dei cittadini. Ad oggi il fondo di svalutazione è di 5.937.938 euro. La società ha attualmente un contenzioso con l'INPS, il quale ha notificato un verbale di accertamento il 31 dicembre scorso che contestava alcune presunte inadempienze, cui si aggiungono diversi verbali da parte della Guardia di Finanza di Agrigento nei confronti della Girgenti Acque e della Idrotecne. Le Fiamme Gialle contestano la modalità di applicazione della deducibilità IVA su alcuni importi, ma al momento dell'approvazione del bilancio l'Agenzia delle Entrate non avrebbe provveduto ad alcun atto impositivo. Cautelativamente sono stati accantonati importi tra il 5 e il 10% delle somme previste. Riguardo ai debiti, l'esposizione più pesante per la società è quella rispetto ai soli fornitori, 6.584.140 euro, verso la Sicilia Acque e tre sorgenti. La Girgenti Acque deve però versare somme anche nei confronti di coloro che compongono la propria compagnia societaria e alle partecipate. Oltre a Voltano ci sono Campione Industrie, Acoset, CVS, Giuseppe Campione, Delta Ingegneria e AIPA. Si aggiungono poi quasi 6 milioni di euro che Girgenti Acque deve alla sua partecipata, la Idrotecne. Chiude la fila il debito verso i comuni, circa 2 milioni e mezzo per i costi sostenuti nella fase di transizione pregestione, che però sono per oltre 2 milioni bilanciati dai crediti. La società è composta da 194 dipendenti in media, 4 di questi sono inquadrati come dirigenti, 83 come impiegati, 108 come operai e 2 come categoria altri. Il tutto per un costo annuo di 7.397.000 euro. Ci sono altri 355.200 euro per i compensi degli amministratori, 80.080 euro per i componenti del collegio sindacale, oltre 28.000 euro per i revisori. Per il consiglio di amministrazione si spendono invece 140.000 euro annue, ovvero 20.000 euro ciascuno per i 7 componenti.